Buona domenica da Sicilia 24, le principali notizie. Venti di guerra nel Mediterraneo, gli Stati Uniti di Trump hanno attaccato l'Iran, sale l'allerta a Sigonella, la base americana che sorge in Sicilia, Niscemi, l'isola ospita anche il MUOS, due siti con ruoli fondamentali in questo scenario. Catania perde la vista da un occhio, colpita da un proiettile vagante. La diciottenne si era affacciata dal balcone di casa nel quartiere Ennesima e giallo sulla dinamica di quanto accaduto. A Palermo riemerge dal mare di Porticello il relitto del Bayesian. Oggi a Termini Imerese sarà ispezionato per capire le cause del naufragio di un anno fa. Catania inaugurate le spiagge libere numero 1 e 3 della Playa. Il solarium del Nautico aprirà martedì. Gay Pride a Palermo, registro amore, cancello odio, lo slogan lanciato lungo le vie della città. Anthony Barbagallo, confermata la guida del PD siciliano, ma pesano le assenze di 8 deputati su 11 durante il congresso regionale. Messina ha vissuto la prima notte del Blasco, oltre 40.000 allo stadio Franco Scoglio per il concerto di Vasco Rossi. Calciomercato, il Catania pensa all'attacco, proposta inglese, il prolungamento del contratto. In settimana sarà sciolto il nodo Cianci con la Ternana. Bentrovati, ancora buona domenica. Venti di guerra soffiano sul Mediterraneo. Gli Stati Uniti di Trump hanno attaccato l'Iran. Nella notte un blitz americano ha colpito 3 siti nucleari di Teheran. Inevitabilmente sale l'allerta a Sigonella, la base americana che sorge in Sicilia, nel Catanese, da sempre base centrale nelle operazioni militari in Medio Oriente. L'Italia non è coinvolta nel conflitto, che però si svolge alle porte della Sicilia, al di là del Mediterraneo. Sigonella ha una storia strettamente legata alle missioni militari in Medio Oriente. È stata la base di appoggio per le operazioni militari americane durante la guerra del Golfo contro l'Iraq di Saddam Hussein. La Sicilia ospita inoltre a Niscemi il MUOS, uno dei 3 sistemi di antenne satellitari al mondo in grado di raccogliere dati, governare satelliti, gestire i segnali per pilotare droni a distanza. 2 siti che pongono la Sicilia nell'elenco dei possibili bersagli. Adesso andiamo alla cronaca. Catania ha perso la vista da un occhio dopo essere stata ferita da un proiettile vagante. È giallo su quanto accaduto ad una ragazza di 18 anni che si era affacciata al balcone di casa nel quartiere Nesima a Catania. Roberta Lunghi. Si è affacciata dal balcone di casa nel quartiere Ennesima a Catania, in via Cantone, quando improvvisamente ha avvertito un colpo al volto proprio nella zona sottostante l'occhio sinistro. Sono le 23 di venerdì. Nel giro di un attimo per una ragazza di 18 anni è maturata un'incredibile tragedia, perché da quell'occhio non potrà mai più vedere. La scoperta di essere stata colpita da un proiettile vagante, la ragazza l'ha realizzata al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro, dove si è subito recata accompagnata da un giovane. Da lì una corsa in ambulanza verso il San Marco, dove è stata operata d'urgenza nel reparto dell'unità operativa complessa di chirurgia maxillofacciale. La diciottenne non è in pericolo di vita, ma nonostante i medici siano riusciti a mantenere l'occhio, il danno al nervo ottico risulta irreversibile. Sul fronte indagini al momento vige riservo. La giovane non è stata in grado di fornire elementi utili e così i carabinieri di Nesima stanno vagliando diverse ipotesi, inclusa quella di un colpo partito da un'auto in transito, poiché dai primi rilievi non sembra che lo sparo sia avvenuto a distanza ravvicinata. Riemerge dalle acque di Porticello il Bayesian. Oggi il relitto verrà trasportato a Termini Imerese, dove verrà ispezionato per capire le cause del naufragio avvenuto 10 mesi fa. Emanuela Corsi. Una volta effettuata questa prima operazione di svuotamento, la barca verrà di nuovo riposta in galleggiamento in maniera tale da effettuare delle prove che ci ha chiesto il perito della procura. Eccolo il Bayesian, mentre emerge dalle acque di Porticello, dove è affondato nella notte del 19 agosto dello scorso anno. Il relitto viene tenuto a filo d'acqua dalle gru Ebolift, come vediamo da queste immagini dall'alto, mentre viene svuotato per poi essere trasportato sospeso in aria nel porto di Termini Imerese, dove verrà ispezionato.
Un progetto ambizioso e faraonico da 25 milioni di euro. Attorno alla zona del recupero diverse le motovedette della Capitaneria di Porto per controllare il tratto di mare e verificare che non vi sia versamento di carburante dall'imbarcazione. Presente a bordo di una motovedetta anche il PM Raffaele Cammarano, che coordina le indagini e i militari della Guardia Costiera impegnati negli accertamenti. Una volta a terra verranno fatte altre ispezioni, come spiega il comandante maltese a bordo della nave Diciotti. Queste sono delle prove che il perito ha prescritto al fine poi di aggiungerle a tutte le altre analisi e verifiche che si faranno per poi avere un quadro completo della situazione dello scafo, dei motori, e poi aggiungendolo a tutti gli eventi che sono successi quella sera, chiaramente si potrà essere in grado di ricostruire l'evento. Dagli accertamenti sarà possibile determinare le cause della tragedia che portarono alla morte di 7 persone, tra cui quella del tycoon Mike Lynch, proprietario del veliero. Tra le persone indagate dalla Procura di Termini Imerese per omicidio colposo plurimo, il comandante neozelandese James Cutfield, l'ufficiale di macchina Tim Parker, che quella notte doveva attivare i sistemi di chiusura dei portelloni, e il marinaio di guardia Matthew Griffith, che invece doveva segnalare l'arrivo della tempesta. Ma c'è anche un'altra inchiesta, parallela, per un'altra morte legata alla maledizione del Besian, quella del sub-olandese Rob Cornelius Wibben, ucciso probabilmente da un'esplosione durante le operazioni di taglio del Boma. Anche qui 3 gli indagati per omicidio colposo e violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. I genitori dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina stanno continuando il loro presidio. Intanto i medici hanno eseguito un intervento ad altissimo rischio su un neonato di appena 1,5 kg. Francesco Triolo. Un intervento straordinario, delicato, una sfida clinica ad altissimo rischio vinta grazie alla perfetta sinergia tra diverse equip specialistiche, ben 5. È quanto accaduto al centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, dove è stata eseguita con successo una procedura exit su un feto di appena 1,5 kg affetto da una grave cardiopatia congenita associata a severo scompenso fetale. L'intervento effettuato direttamente in sala parto ha visto il piccolo paziente rimanere collegato alla placenta tramite il cordone ombelicale per tutta la durata della procedura, così da garantirgli ossigenazione e stabilità fino al completamento dell'operazione. Determinante è stato il lavoro coordinato di un'equipe multidisciplinare composta da ginecologi, anestesisti, neonatologi, cardiologi e cardiochirurghi pediatrici, che ha permesso di affrontare ogni fase critica con precisione e tempestività. L'intervento rappresenta un esempio di medicina d'eccellenza proprio nei giorni in cui è tanta la preoccupazione sul destino del CCPM, la cui proroga scadrà il prossimo 31 luglio. Anche oggi, tra una diretta social e l'altra, è proseguito il presidio dei genitori dei piccoli pazienti fuori dall'ospedale, in attesa che il presidente della regione Schifani renda nota qual è la soluzione che nei giorni scorsi il sindaco di Taormina, De Luca, ha annunciato c'è già. A Palermo ieri pomeriggio è andato di scena il Gay Pride. La parata quest'anno è stata dedicata alla condanna del genocidio in Palestina. Roberta Lunghi. Registro amore, cancello odio. A suon di slogan e con una folla colorata e danzante si è svolta a Palermo la parata del Pride. Dal Foro Italico al Politeama, il Pride è dedicato quest'anno in particolare alla condanna del genocidio in Palestina, delle guerre e della corsa al riarmo globale. Un Pride senza sponsor, senza compromessi, un appuntamento atteso da migliaia di persone come la manifestazione politica più partecipata della città. Tra la folla si sono mossi 10 carri più il trenino di famiglie arcobaleno dedicato alle famiglie con i bambini, un mezzo del Disability Pride attrezzato per le persone in carrozzina. Al termine della parata gli interventi politici, compreso quello della madrina del Palermo Pride 2025, francamente, cantautrice queer torinese, diventata popolare nel corso di X Factor. Weekend in spiaggia a Catania, alla Playa, l'unica spiaggia libera ancora chiusa per pochi giorni è la numero 2. Orazio Longo. Aprono le spiagge, la libera numero 1 e la libera numero 3 alla Playa e il solarium di San Giovanni Licuti. Per la spiaggia libera numero 2, a causa della rimozione di alcuni manufatti in cemento, bisognerà invece aspettare ancora qualche giorno. Ultimi ritocchi per il solarium del Nautico, che sarà pronto martedì. Col 21 giugno, insomma, Catania apre le porte all'estate, anche se le ultime piogge hanno tenuto tutti col fiato sospeso. In particolare la pioggia di giovedì, che aveva messo in allarme i tecnici per la soglia di tracimazione del canale Arci, con l'intervento di sorveglianza
conclusosi poche ore dopo. A preoccupare anche gli sversamenti di acqua. Ad ogni modo, ad ora le analisi del mare dicono che la qualità dell'acqua è sufficiente nei punti di prelevo di Aquicella Sud e negli sbocchi dei canali Forcile e Arci. Ottima invece al viale Kennedy 91, al Paradiso degli Aranci, a Vaccarizzo e a Primosole. Nuovi prelievi verranno effettuati a fine giugno e poi a fine luglio e a fine agosto per verificare l'eventuale presenza di Escherichia coli ed enterococchi. Tanta la gente che si è riversata sulle spiagge. Sul fronte della viabilità, attenzione a chi usa l'auto per raggiungere le spiagge. Per lunghi tratti della playa è vietato parcheggiare. In alternativa è attiva la linea D degli autobus AMTS. E adesso vi portiamo a Salina, un'isola che tra vulcani e calette nascoste continua ad incantare i turisti e non solo loro. Eva Spampinato. A Salina è esplosa l'estate e i turisti già dai primi giorni di giugno arrivano sull'isola più verde delle Eolie per godere di un mix unico di storia, sapori e natura. Salina è un'isola vulcanica, è una storia molto lunga, quasi 450.000 anni, tutta la parte subaerea. Un'isola che incanta con le montagne che si specchiano nel blu, i profumi di Capperi e Malvasia e poi il mare. Cosa c'è là sotto? Il paradiso terrestre. Qui ogni sentiero sembra condurre a un segreto. Non si può spiegare a parole, è qualcosa di fantastico. Perfect, nice and warm, very... Questo ragazzo arriva dall'Australia ed è sorpreso dall'acqua così calda e cristallina, mentre da Londra c'è chi viene qui per trovare calma, pace e accoglienza. Per me mi piace parlare italiano, credi o no? A Lingua il pane cunzato è poesia da mordere. A Pollara tutto parla di Massimo Troisi e del suo postino. Qui il sole non cala, si tuffa in mare. Salina è un libro di storia a cielo aperto e se c'è chi i libri li scambia, Tu prendi un libro e poi ne pusi un altro. c'è chi li sfoglia per raccontare del punto più antico dell'isola, Pizzocorvo. Questo è l'ultimo periodo dell'attività, è di circa 13.000 anni fa, che invece è associato a un vulcanismo estremamente esplosivo, un'attività pliniana. Questo era un lago? Il lago, cioè il cratere di Pollara, noi dobbiamo immaginare che noi ne vediamo mezzo cratere, l'altra metà era a mare. Beh, adesso una brevissima pausa, ci vediamo qui tra pochissimo, vi mostreremo anche le immagini del concerto di Vasco Rossi. A tra poco. A pochi giorni dall'esplodere delle notizie su una inchiesta per corruzione che coinvolge il presidente Lars Galvagno, la politica siciliana si interroga, sorpresa da notizie frammentarie. Manlio Viola. Cosa c'è veramente nelle carte della Procura relative all'inchiesta che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati del presidente dell'AS Gaetano Galvagno con l'accusa di corruzione? È la domanda che si pone tutta la politica siciliana. La Procura resta in silenzio, ma le notizie circolate fino ad ora sembrano davvero troppo poco perché la magistratura decida di fare un passo come questo. Tutto avrebbe avuto origine dallo scandalo della mostra fotografica della regione a Cannes, un progetto da poco meno di 4 milioni di euro stoppato dopo essere finito sulle pagine dei giornali. Ma da Sicilia Donne e Cinema, la mostra milionaria con incarico dato a una società del Lussemburgo, l'inchiesta aperta e poi richiusa proprio per effetto dello stop avrebbe aperto invece il vaso di Pandora. La magistratura avrebbe iniziato a indagare sui contributi del programma Sisili e poi dai meandri dell'assessorato turismo sarebbe passata alle cosiddette leggi mancia fatte per 2 anni dall'Ars distribuendo contributi in finanziaria in base alle indicazioni dei deputati. La corruzione di Galvagno sarebbe in un'auto fornita a Milano dall'imprenditore Tommaso Dragotto, al presidente rimasto a piedi, nei biglietti per eventi e spettacoli omaggiati dall'impresario Nuccio Laferlita, nelle consulenze date ai suoi 2 collaboratori, lavori fatturati ma fittizi secondo la magistratura per far girare i soldi a fronte di contributi per 300.000 euro. Cose indimostrabili, a meno che non ci siano intercettazioni. Ma se ci sono, cos'altro c'è in quei nastri? Questa è la domanda principe che si pongono tutti nell'isola. E adesso parliamo del Partito Democratico. Antoni Barbagallo è il nuovo segretario regionale del PD, eletti Alfredo Rizzo tesoriere e Valentina Chinnici vice segretaria, ma a fare notizia sono le assenze delle quasi totalità dei deputati all'Assemblea regionale che li ha eletti. Manlio Viola.
Il congresso regionale del PD ha ratificato all'unanimità questa mattina l'elezione di Anthony Barbagallo a segretario regionale. Si è trattato di poco più di una formalità, visto che il segretario era già stato scelto. La sua vice sarà Valentina Chinnici, anche lei indicata nella fase precongressuale. Presidente eletta stamattina con voto palese all'unanimità è Cleo Licalzi. Ma Barbagallo sarà segretario di un partito diviso. 8 deputati regionali su 11 hanno disertato il congresso e fra loro ci sono anche nomi pesanti, partendo dall'eurodeputato Giuseppe Lupo, ma anche il capogruppo all'Ars Giuseppe Catanzaro, il presidente della commissione regionale antimafia Antonello Cracolici, il sindaco Giovanni Burtoni, amico personale del presidente Mattarella, il deputato cislino Mario Giambona e il più grande oppositore di Barbagallo, Fabio Venezia, solo per fare qualche nome. Ci sono diversi assenti, c'è una parte del partito che non ha partecipato al congresso, noi la rispettiamo e continuiamo a tenere la porta aperta, la mano tesa, come dire, per coinvolgerli sulla costruzione delle idee e dell'azione politica. Al congresso del PD, poco più di una formalità come detto, presenti anche i rappresentanti delle forze della coalizione, fra cui il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola, il coordinatore regionale di Controcorrente Gandolfo Loverde, il segretario di Sinistra Italiana Pierpaolo Montalto, la co-portavoce regionale di Europa Verde Antonella Ingianni e Angelo Biondo della segreteria regionale della CGIL Sicilia. Parla dell'esigenza di tornare a cementare la coalizione il commissario per il congresso del PD, Nico Stumpo, che con oggi conclude il suo mandato. È una presenza stamattina significativa, il centrosinistra e il campo progressista si ritrova attorno al PD, un'alternativa in questa terra è possibile, però serve un campo largo, inclusivo e alternativo soprattutto nei metodi della selezione dei manager, nei metodi della costruzione delle liste e nei metodi di costruzione del consenso, che devono essere alternativi rispetto a questa lottizzazione di potere, clientele e patronati che fa il centrodestra. Da domani si deve partire con la ricostruzione di un partito a pezzi e di questo l'intera classe dirigente ha dovuto prendere atto. E adesso parliamo di spettacoli. Messina ha vissuto la prima notte del Blasco, oltre 40.000 allo stadio Franco Scoglio per il concerto di Vasco Rossi, oltre 3 ore e mezza della sua musica che unisce generazioni e che è voluta essere un inno alla vita. Stasera si replica sempre col sold out. Francesco Triolo. Una notte da Blasco, una notte da vivere. Vasco Rossi celebra la vita spericolata, il suo inno che ha passato e coinvolto le generazioni e che questa volta diventa l'apertura del suo spettacolo. Non era mai accaduto. Arriva e spacca, scatenando i 40.000 del Franco Scoglio di Messina con un arrangiamento solenne. Tutta la scaletta è piena di Vasco, canzoni che celebrano la vita in un concerto rock intenso e potente, emozionante, un popolo che arriva da tutto il sud Italia e si riunisce al suo leader carismatico che richiama continuamente la celebrazione della vita e della pace di fronte ad un mondo pieno di odio, di guerre, di violenza, di valori rovesciati. La scaletta è dinamica, canzoni che parlano di vita già fin dalle prime, una carrellata dei suoi successi, da C'è chi dice no, una canzone per te, va bene così, Rewind, Vivere. È passato tanto tempo, vivere. Il finale con i suoi capisaldi, quelli di forte impatto emotivo, con Senza parole, Selli, fino alla chiusura con le immortali Siamo solo noi, canzone Alba Chiara, oltre 3 ore e mezzo di adrenalina che vedranno il bis questa sera. Adesso ancora una pausa e poi parleremo di calcio. A tra poco.
Eccoci al calcio, parliamo di mercato. Il Catania pensa all'attacco. I rossazzurri hanno presentato una proposta di Inglese per provare a trattenerlo. Entro martedì si scioglierà invece il nodo legato a Cianci. Marco Carli. La prima data cruciale del mercato del Catania dipende dalla Sampdoria. Strano a dirsi, ma a causa dei problemi e dei ritardi legati ai play-out della B, i blu cerchiati e la Salernitana hanno chiesto e ottenuto una deroga per l'esercizio del diritto di riscatto con riferimento ai prestiti che prevedono tale possibilità. La finestra è stata spostata per tutte le società, dunque anche per il Catania, tra il 22 e il 24 di giugno. C'è tempo fino a martedì. Il nome più importante in entrata per quanto riguarda questi giocatori è ovviamente Cianci, ribadendo che non c'è nessun riscatto già esercitato dalla Ternana. Se i rossoverdi vorranno riprendersi Cianci, 13 gol in questa stagione, dovranno versare 100.000 euro al club di Pelligra, che nel frattempo in settimana ha fatto pervenire a Inglese attraverso il direttore sportivo Pastore un'offerta per prolungare la sua permanenza a Catania. Starà all'attaccante valutarla. L'obiettivo per la società è avere 2-3 giocatori che possano fare la differenza in attacco. Partire da Cianci e Inglese sarebbe certamente un ottimo inizio. I prossimi giorni sveleranno gli scenari definitivi. Tornando ai diritti di riscatto, rientrerà Teio, che la società proverà a piazzare all'estero. Tornerà anche Castellini, che è sul mercato. Il Catania vuole la cifra che si avvicina al 1 milione, magari con una parte fissa e l'altra dipendente dagli obiettivi. L'ipotesi potrebbe essere anche quella di girarlo in prestito, ma con obblighi ben precisi per il riscatto della stagione prossima. Cicerelli, come risaputo, tornerà a Catania e nel corso della stagione si valuterà un eventuale prolungamento. Più vicini alla meta, la squadra catanese vince al Palavesuvio di Napoli gara 1 della finale scudetto di calcio a 5 ed ipoteca il titolo tricolore. Per conquistare lo scudetto basterà vincere venerdì sera al Pala Catania. Protagonisti il portiere Siqueira e Turmena. Quest'ultimo sblocca la gara con un potente sinistro. Il numero 17 della meta serve anche l'assist vincente per Giovanni Pulvirenti, che sigla il gol del definitivo 0-2. Poi è ancora Turmena a sfiorare il terzo gol e la doppietta personale. Venerdì, ultimo atto di una stagione che può diventare trionfale. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona domenica e vi do appuntamento alle 14 per un'altra edizione di Sicilia 24. Adesso la rassegna stampa. A tutti una buona giornata.